Rispetto alla Tangentopoli di 20 anni fa, la corruzione scoperta tra le dighe del Mose è simile, ma il software del sistema veneto è molto più sofisticato, soprattutto negli intrecci tra impresa e politica, finanziamenti illeciti a forze politiche a livello comunale, regionale e nazionale, corruzione di pubblici ufficiali di elevato ruolo istituzionale. Difficile dire quale versante del malaffare abbia la maggiore responsabilità. È un sistema che ingabbia le imprese e praticamente le induce, non dico le costringe, ma le induce a sgomitare tra di loro per presentarsi al politico con l'offerta migliore. Tasselli ancora ne mancano. La giunta delle autorizzazioni della Camera ha aperto l'iter per la richiesta di arresto di Giancarlo Galan con una prima relazione. Ora si attenderà il 25 giugno, quando Galan in persona sarà protagonista dell'audizione. Ma da mesi ormai molti parlano coi magistrati, Mazzacurati e Minutillo, Baita e il suo vice Buson. C'è sicuramente ancora molto da fare. Sicuramente quelle persone che hanno chiesto il patteggiamento l'hanno fatto perché si erano rese conto che era per loro la soluzione migliore. Scelte che sminuiscono le polemiche sollevate da alcuni difensori su carcerazioni usate in modo eccessivo a fini strategici, insomma, per far parlare gli arrestati. Io direi che il discorso va rivoltato in modo simmetrico, cioè quanto grave deve essere stato il comportamento di queste persone perché un pubblico ministero garantista come il dottor Nordio firmi determinati provvedimenti. Chi collabora, chi patteggia, come ha già fatto Orsoni. Ormai dimissionario, Orsoni guiderà al naufragio definitivo il relitto del Consiglio Comunale di Venezia, orfano di giunta politica, a cui la prospettiva di una giunta tecnica ha fatto prendere la decisione tombale. Lunedì si chiude con 24 dimissioni in blocco. Lunedì ci sarà l'ultimo Consiglio Comunale, voterà il rendiconto 2013, noi contiamo di finire sicuramente lunedì in serata e contestualmente dalle dimissioni.